Buonasera a tutti, uno speciale sulla specialità della regione. Il gioco di parole è abbastanza banale, forse anche un po' idiota, ma stasera parleremo di regionalismo, un po' perché un mese fa sostanzialmente si è celebrato il 50° della prima riunione del Consiglio regionale a Trieste, e un po' perché effettivamente anche la cronaca continua a darci segnali di un regionalismo sostanzialmente sotto attacco. Diciamo che i consigli regionali in genere ci hanno messo del loro, perché sulle spese sono trovati un po' spiazzati, ma quando vediamo per esempio in una recente trasmissione televisiva la governatrice, la Deborah Serracchiani, messa sotto accusa da un economista come Tito Boeri e da Paolo Mieli per il fatto di avere un ufficio di rappresentanza alla regione a Roma, credo che ormai siamo a livello di guardia. Allora, se siamo a livello di guardia, abbiamo convocato, grazie alla regione che ci ha aiutato in questo, abbiamo convocato alcuni rappresentanti in consiglio regionale, cercando di dare spazio a tutti quanti, per vedere 50 anni dopo cosa c'è da fare. Come si dice, la battuta è anche abbastanza scontata, 50 anni e li dimostra, probabilmente sì, ma vediamo di cosa possiamo parlare questa sera, riempire magari di qualche contenuto il futuro. Comincio con il presidente fino all'altro giorno della regione, Renzo Tondo. L'ho trovato fuori sacco, come si dice oggi, gli ho detto: guarda, parliamo di specialità. Dice: io non voglio più parlare di specialità. Parlare di specialità è un esercizio ormai, come dire, retorico, bisogna parlare di qualcos'altro. Di cosa, Presidente? Intanto bisogna parlare di cose concrete, quelle che sono più vicino alla gente, che ha bisogno di posti di lavoro, di risposte sui temi della salute, ma non voglio fare demagogia, so che i problemi sono altri. Chi vive ancora nelle piazze, chi incontra la comunità, sa che i nostri cittadini si rivolgono a noi soprattutto per chiederci risposte ai problemi concreti. Io stamattina, quando ci siamo visti fuori sacco, credo di aver incontrato almeno 4 o 5 persone, ma credo che i colleghi che sono qui con me stasera, che la prima cosa è: Tondo, sa tu alc, sale un pues di lavoro per gli figli. Ecco, questo è il tema principale. Ecco, questa è l'emergenza. La specialità mi sta un po' in quel posto per una ragione molto semplice, perché è stata strumentalizzata da tutti. Poi se ne parla tanto, si misura il tasso di specialità dalla capacità di oratoria dei singoli personaggi, poi quando ci si trova al fatto concreto ognuno ha posizioni che poi in qualche modo annacquare. No? Mi riferisco per esempio alla nostra Presidente della Regione, che ha fatto una campagna elettorale dicendo che dovevamo essere tutti più speciali. Nel momento in cui diventa vice segretario nazionale del PD col suo capo di governo, il capo di partito nello stesso incarico, e dice in una lettera al Movimento 5 Stelle: siete d'accordo per ridurre le competenze delle regioni. Quindi siamo in una fase talmente fluida, talmente anacquata, talmente liquida, in cui non si capisce più che cosa si deve fare e cosa non si deve fare. Questo francamente mi induce a parlare più di cose concrete e meno di questa specialità. Cercheremo di farlo, però devo dare la parola ovviamente al Presidente del Consiglio regionale Franco Jacob, che ringrazio appunto per questo appuntamento, per chiedergli intanto se quel che dice Tondo ha un che di verità. Credo che sulla questione pratica, sulla concretezza, sulla realtà non ci siano dubbi di sorta, ma un ragionamento sul perché, e per come si può essere speciali, credo ci sia ancora spazio per farlo. Beh, innanzitutto credo che i 50 anni di specialità regionale siano anche l'occasione, oltre che per ricordare una data importante, per comunque far sì che si parli di un argomento che forse sta passando anche a livello nazionale, più sui momenti delle emozioni, dei confronti, dei tweet piuttosto che degli incontri filmati e rilanciati nell'opinione, invece che discutere della reale organizzazione dello Stato in forma regionale e in quelle che sono ovviamente, credo, ancora le importanti ragioni per cui questo Paese abbia una serie di governi decentrati che si occupano del territorio, contro questa logica che magari semplicisticamente afferma che ricentralizziamo tutto perché in questo modo governiamo meglio. Credo sia tutto da vedere. E allora che questo sia una parte del dibattito o comunque della coscienza civica della nostra regione, sicuramente sì. Poi è vero che i problemi oggi sono problemi
come diceva il Presidente Renzo Tondo, insomma sono problemi veri, la gente oggi ti ferma e ti chiede cose concrete, reali. Il Presidente della Repubblica stesso ieri a Monfalcone, l'abbiamo sentito tutti, ha avuto questa richiesta, lavoro per i giovani, e ha detto anche: se non c'è lavoro per i giovani non c'è futuro per il Paese. Sono belle frasi anche queste. Sono frasi belle, ma credo che comunque, belle infioriture anche queste. Credo che comunque questo dimostri ovviamente che a lui stesso è stata rivolta questa domanda. Ecco. E quindi che questo sia un'esigenza. Allora, c'è ancora la condizione per cui il governo della specialità regionale ci consente di dare risposte in questo senso, o comunque aiuta a dare risposte in questo senso? Questo credo sia il motivo di un dibattito serio e importante. Pietro Paviotti dei Cittadini, grazie di essere qua, un pezzo che non ci si vedeva, per instradare la questione anche sulle sollecitazioni di Renzo Tondo, no? Livio Paladin nell'89 diceva che il governo dell'economia locale è ormai la vera e profonda ragion d'essere dell'autonomia del Friuli Venezia Giulia, il governo dell'economia locale. Allora cominciamo a sgombrare il campo. La specialità per le minoranze, la specialità per l'ex confine o per il nuovo confine, questo non hanno ancora un senso, non hanno ancora un senso. Aveva ragione Paladin nell'89, anno di grazia in cui crollò il muro peraltro. Hanno ancora un senso, e tuttavia sono passati 50 anni e dobbiamo anche guardare a qual è la realtà di oggi. Per rimanere nel concreto dico solo una cosa: questa regione, quando ha saputo affrontare le sfide, prendo per esempio la gestione del servizio sanitario, che è una cosa molto concreta, e quando ha saputo rispondere bene alle esigenze dei cittadini, ha agito bene, ha usato bene la specialità. Il futuro, e io sono regionalista e autonomista, nel senso che credo in uno Stato unitario che sappia valorizzare tutte le specialità delle regioni e anche la capacità di autogoverno. La nostra regione, e non solo la nostra, può vincere questa sfida se è in grado di dire: ho fatto bene la sanità, posso fare bene la scuola, posso fare bene l'economia, cioè una serie di cose che può fare. Altre cose, voglio dire, siamo tutti d'accordo, le grandi infrastrutture le faccia lo Stato, ma tante cose che servono ai cittadini dobbiamo accogliere la sfida e vincerla. Barbara Zilli, Lega Nord, lei cosa pensa di questa autonomia? Cosa l'aggancia? L'aggancia per esempio alla cultura locale, identità locale, piuttosto che al dividere Trieste dal Friuli? La Lega come si pone davanti alla specialità? Ma guardi, io parto dalle lungimiranti parole che lei ha citato di Livio Paladin e ritengo che quelle parole purtroppo debbano ancora essere attuate nella nostra regione per tanti aspetti. E credo che la specialità di cui oggi parliamo, la specialità che oggi viene tenuta in considerazione dai costituzionalisti come Paladin stesso allora, ma oggi ce ne sono tanti altri quali Antonini che se ne occupano, possano testimoniare di una specialità che deve effettivamente essere la declinazione del principio di sussidiarietà, quindi il servizio più vicino al cittadino, perché è il servizio che posso dare in modo più efficace ed è il servizio che viene in qualche modo meglio controllato. Dobbiamo tornare su questi paradigmi, altrimenti è vero, la specialità rimane soltanto un'intenzione, un'idea di principio, un'idea sulla quale poter poi veicolare altre lotte che possono essere comunque realizzate indipendentemente dallo statuto speciale di una regione. E quindi quando lei mi parla di comunità friulana e comunità giuliana o triestina, forse pensa che si possa veicolare attraverso la specialità anche questo, ma non solo, la cultura certo, sono le nostre radici, il friulano è stato il motore principale, quindi l'esistenza di una lingua minoritaria, oltre che la zona di confine, per giustificare la specialità, la specialità allora, ed è un baluardo ancora oggi per molti aspetti, però non può essere solo questo. Nel 2014 non può essere solo questo. Sa che è una posizione abbastanza contestata questa, non è sicuramente. Invece la questione di una regione che faceva politica estera, per un certo momento ci siamo illusi di essere, come dire, l'avanguardia del paese che guardava a est. In effetti poi c'è un fondo di verità: se facciamo bene delle cose le facciamo bene per il Friuli, ma le facciamo bene anche per il paese. Però credo sia tramontata anche questa. Cosa ne dice Alessandro Colautti? Ma innanzitutto penso che i nostri padri costituenti sarebbero un po' tristi a vedere come stiamo ricordando, celebrando i 50 anni, no?
questo non è per guardare indietro, perché è chiaro che il mondo marcia e va avanti, ma se pensiamo a quello che è la specialità e significato per far uscire il Friuli, la regione della Pelagra e della contraddizione di una regione politica, credo che facciamo non un buon servizio alla storia, perché la storia ci aiuta anche a guardare il futuro. E io credo che il discorso e le regioni, le speciali, poi improvvisamente... Mi ha incuriosito, perché sarebbe triste Comelli piuttosto che perché credo che Berzanti? la specialità e le regioni in generale sono sotto un attacco micidiale. Improvvisamente siamo passati in pochi anni... No, avevo capito che questo consesso li grandi No, dico come siamo arrivati in termini generali, non questa sera. Certo. No, anzi il dibattito permette di Bene. dire alcune cose, mi sono spiegato male probabilmente, no, intendo che quello che è stato, io credo, una immagine e una forza di far uscire una regione marginale come la nostra da arretramento storico, economico e quant'altro, e tutto sommato unire una regione che non aveva nulla di comune e farla diventare comunque una regione unita, credo che non sia un bel servizio che possiamo fare alla storia, che non significa guardare indietro, no? Significa guardare avanti. Allora io, che sono sempre stato un forte e convinto regionalista e forte e convinto anche internazionalista, nel senso del ruolo che la regione può giocare in questa parte dell'Europa, perché la specialità non è che è applicabile in tutte le parti in maniera uguale. La specialità è, come dire, valorizzare pezzi di Stato e dargli un ruolo. Noi abbiamo un ruolo storico, pensiamo da Alpe Adria in poi, che ha permesso di giocare appunto un servizio per lo Stato in una zona complicata, difficilissima. Ieri sera a Re di Puglia abbiamo dimostrato da lì in poi cos'è questa storia qui, che non è banale, perché non c'è futuro anche per i giovani, Certo. se non c'è ricordo. Però credo siano quei giovani che hanno fermato oggi Renzo Tondo certo, delle tendesi novità. Sì, ho capito, però oggi c'è anche qualcuno che sta facendo sognare, perché adesso non facciamo entrare qualunquista, anche il problema che ogni giorno c'è, il lavoro è chiaro che è centrale. Siamo figli tutti, almeno io, di un minatore, tutti piace il lavoro, ma non è che poi diciamo, come lo risolviamo poi? Dicendo che c'è il tema? Lo risolviamo sulla questione dell'internazionalità, con la creatività che hanno avuto i padri fondatori. Benissimo, e allora la specialità per me è ancora una risposta aggiornata in un mondo globalizzato dove non possiamo rispondere con la fionda, no? Però ci può essere ancora. Allora sull'internazionalità, ricordando che questa regione, lo Stato ha riconosciuto un ruolo nazionale con la legge sulle aree di confine, quel confine lì è sparito fisicamente, ma rimane dal punto di vista della nostra Diciamo che è posizione. sparita anche l'operatività di Finest, se per questa. Se vuole dopo lì possiamo entrare, ma non voglio monopolizzare. Dico che però, avendo adesso questo divario competitivo anche con i paesi in ingresso e l'Austria, noi siamo forse peggio di prima dal punto di vista della necessità di vederci riconoscere non privilegi, ma possibilità di competere. Sentiamo Cristiano Sciaurli, facciamo magari una chiosa a tutti questi primi interventi. Allora, io partendo da quanto diceva Renzo Tondo, è chiaro che il tema centrale è quello del lavoro, ci mancherebbe, credo che siano le prime richieste che ognuno di noi sente quotidianamente. Però io ricordo sempre, lo ricordo a me stesso prima che agli altri, che questa regione nel dopoguerra era una delle regioni più marginali e più povere d'Italia. Tutte le donne a servizio, o la stragrande maggioranza delle donne a servizio di questo paese erano friulane. Quindi eravamo considerati uno dei territori più disagiati e più arretrati d'Italia. Io credo che la specialità che abbiamo giocato, non solo la specialità, ma la specialità giocata in termini di crescita e di promozione anche economica del nostro territorio ci ha portato ad essere, nonostante la crisi attuale, una delle regioni punta del nord-est italiano, ma anche di quei luoghi europei riconosciuti come competitivi e di fortissima crescita. Quindi la specialità, se giocata in termini propositivi, io credo che abbia ancora un senso. Ha solo un senso economico, come si diceva prima? Questa è la vera questione. Io credo che abbia fortemente un senso economico, ma questo spetta a una nuova classe dirigente, politica e, come ho già detto più volte in alcune trasmissioni anche qui a Telefriuli, anche imprenditoriale, su cui dobbiamo fare, secondo me, un'altra grande riflessione, perché secondo me questa sfida si vince insieme, politica, imprenditori, sindacati, non c'è chi ha più colpa e chi ha meno colpa. Detto questo, io credo che altri elementi siano ancora
realmente cogenti per giustificare e per perorare la causa della nostra specialità. L'identità linguistica, che non è solo friulana, ma che è anche slovena e tedesca, è un'identità, secondo me, che sta nella costituzione della nostra specialità. È inutile sminuirla, anzi, dirò di più, vorrei semplicemente che non venisse agitata solo quando la nostra specialità è a rischio, perché spesso mi trovo a dire tanti che sono d'accordo sulla dimensione linguistica e identitaria di questa, o pluridentitaria di questa regione, sono gli stessi che poi, quando magari c'è da mettere qualche risorsa per il friulano piuttosto che per lo sloveno che per il tedesco, dicono che quelle risorse sono buttate via. Il Trentino Alto Adige non ha fatto lo stesso. Se vediamo quante risorse sono state messe sulla loro, sull'identità linguistica, credo che insomma abbia dimostrato che su questo... è un altro dei motivi. Abbiamo detto prima l'economia, secondo questo... Terza questione, che secondo me è forse importante quanto le altre due, è che la nostra collocazione geopolitica, che non è solo territoriale, è legata anche agli eventi storici che questa Europa sta vivendo, sta diventando di nuovo fondamentale. Mi spiego. Noi affrontiamo il semestre di presidenza europeo. Uno dei temi che il semestre italiano di presidenza europeo dovrà affrontare sono i paesi che chiedono l'entrata in Europa. I paesi che chiedono l'entrata in Europa sono Serbia, sono Montenegro, in preadesione il Kosovo, in preadesione l'Albania e la Turchia. Cioè, i Balcani allargati fino all'area turca. I Balcani più poveri. I Balcani più poveri, ma i Balcani che investiranno direttamente un territorio come il nostro, in termini di possibilità, ma anche in termini di criticità. Capito. E quindi credo che giocarsi quella partita di un'Europa che si sta allargando e di cui il Friuli per l'Italia è una delle porte principali, credo che giustifichi tanto quanto gli altri due argomenti, che secondo me sono fondamentali, le ragioni della nostra specialità. Concludo. C'è un tema che riguarda il regionalismo a livello nazionale. Credo che sia un paradosso tutto italiano e io sono per dire che prima di tutto per affrontare quel tema dobbiamo ridare dignità e forza alla politica e anche alle classi politiche rispetto a ciò che è avvenuto in passato, perché in questo momento credo che nessuno chieda alla Germania di levare competenze e autonomia alla Baviera, no? E non è all'ordine del giorno la cessazione di autonomia di regioni come quella bavarese piuttosto che come le regioni spagnole. Il dato vero è che noi però dobbiamo far sì che non ci si fermi a una dimensione puramente e semplicistica di critica a ciò che è avvenuto in passato nelle nostre regioni. Ma andiamo avanti. Ma si debba cominciare a dire che sulla facciamo specialità... un'analisi però abbastanza, come dire, cruda di tutto quel che è successo. Allora, dice che i tuoi ospiti hanno mai letto la relazione Antonini. Antonini è anche amico di Colautti, quindi la saprà a memoria. La nostra regione autonoma è diventata colonia penale per i mafiosi al 42 bis. Credo che sia un po' esagerato. Poi dice, violino hai al Pierdut, la strada è da Lord, Parceno es al Vignut, questo magari ce lo spiega la zia, perché non è venuto violino? Guardi, non so le motivazioni per cui violino non è venuto, so che mi ha detto vuoi andare e io ho accolto volentieri l'invito. Chiedete al signor Tono dove è andata la sua promessa del riavvio della cartiera Verde Romanello. Chiedete? Perché dove è finita la promessa di, come dire, sostenere la presenza della Romanello, della cartiera Verde Romanello? Posso rispondere quando vuole. Prego? Posso rispondere quando vuole? Prego. No, siccome so che c'è stata fatta una polemica su questa partita della Romanello dicendo che io avrei promesso di avere l'imprenditore che comprava. Sulla Romanello c'è stato un contatto formale da parte di un imprenditore che si era messo in contatto a sua volta con l'imprenditore della cartiera di Ovaro, erano venuti a parlarci, avevano dichiarato un certo interesse, dopodiché la mia esperienza è finita. Credo che avrebbe dovuto essere coltivato, certamente non aveva dato garanzie di certezza, però era uno che era disposto a sedersi a un tavolo. Benissimo, poi nuova riforma dei consorzi industriali, fusione di tutti i consorzi industriali nella provincia di Udine, questa è una domanda che lasciamo lì, magari se avete voglia dopo. Allora ci fermiamo un attimo, poi riprendiamo da questo regionalismo in crisi e magari cominciamo proprio dalle supposte aperture della Serracchiani ai grillini.
Eccoci qua, cerchiamo di riempire o di riempire di nuovo di cose concrete la specialità, però come dicevo l'aria che tira a livello nazionale non è assolutamente di quelle buone e le polemiche non mancano in particolare se la Presidente Serracchiani chiede ai 5 Stelle se sono disposti a ridurre il potere delle regioni modificando il titolo V, riportando in capo allo Stato funzioni come le grandi infrastrutture, l'energia, la promozione turistica. Noi sì, e parla da vice segretario nazionale del Partito Democratico. Le precisazioni ci sono, perché si dice per certe cose, tipo le infrastrutture al servizio della nazione, ci vuole una regia nazionale, eccetera, eccetera. Sciaurli, ci spieghi un attimo questa cosa, o anche magari Jacob, e vediamo se riusciamo a cogliere in fallo la Presidente. Beh, insomma, non so, credo che saranno altri molto più attenti a cogliere in fallo la Presidente. Ma dopo le vostre spiegazioni, evidentemente. Detto questo, credo che insomma, alcune di quelle proposte sono secondo me assolutamente condivisibili e ovviamente riguardano il complesso delle regioni italiane. Le infrastrutture strategiche, va da sé, insomma, che hanno bisogno probabilmente e finalmente di una regia nazionale, così come le grandi strategie energetiche, che non significano poi che la regione non può dotarsi di un piano energetico, ma le grandi strategie energetiche e i grandi corridoi energetici è giusto che abbiano una dimensione nazionale. Così come il turismo. Ci sono le spiegazioni, credo, nell'articolo, stiamo parlando del coordinamento della promozione turistica, ci sono dati ormai consolidati che ci dicono che le nostre regioni spesso si promuovono anche all'estero in forme assolutamente singolari e già facciamo fatica a vendere il brand Italia, tra virgolette. Forse diventa molto più difficile vendere un brand regionale in mercati che sono in forte espansione, quindi da questo punto di vista non credo, soprattutto per noi, per una regione speciale, che ci siano dei rischi rispetto alle dichiarazioni che abbiamo visto. Sentiamo Paviotti, ci ha letto anche lei in questo modo? No, ma io prima l'ho detto, guardi, al di là di ogni cosa, per dire, sono regionalista, ma sono assolutamente convinto che alcune cose si facciano a livello nazionale. Io proprio qui, parecchi anni fa, ebbi a dire a lei che non ero contrario alla famosa TAV, d'accordo? Ma gliene in cose. No, perché io ho fatto un percorso, infatti, ho fatto un percorso di condivisione con i sindaci della Bassa che è arrivato a un certo punto, poi le cose sono fermate, eccetera. E allora però dovetti chiedere alla loro ministro che era Pecoraro Scanio, che venne a Cervignano, che non poteva lasciare ai singoli comuni di dire se erano d'accordo o non d'accordo sulla TAV. Il singolo comune può dire dove può passare, può cercare giustamente il suo territorio, ma la scelta strategica, perché alla fine poi va così, ti lasciano a te, no, quasi la responsabilità di fronte ai cittadini di scegliere. Allora, le scelte strategiche di carattere nazionale li decide la nazione, le scelte strategiche di carattere regionale le sceglie la regione e via via discorrendo. Dopodiché nel territorio tu le devi discutere col territorio, ma non puoi chiedere al singolo sindaco di essere lui a definire. Capito, quindi questo io sono d'accordo. Renzo Tondo, questo significa rendere più snella l'autonomia o significa dimagrirla al punto di snaturarla? Ma io credo innanzitutto che questa vicenda che è stata letta rappresenti un po' il fatto che i nodi vengono al pettine. Non si può scontaballare all'infinito, no? Cioè, sto tema, in realtà, parliamoci chiaro, non puoi essere allo stesso tempo leader di un partito nazionale, tanto di cappello alla Serracchiani, e capo di una regione speciale che ha nel governo una contropartita, un'alternativa. Sulle tre cose io credo che solo una mi trovo d'accordo, quella dell'energia, perché francamente sulle infrastrutture abbiamo una dimostrazione sotto mano. Se non avessimo iniziato un percorso autonomo per realizzare la terza corsia, giusto o sbagliata che fosse, oggi avremmo la terza corsia in corso? Io credo di no. Se avessimo aspettato lo Stato, la terza corsia sarebbe ancora qualcosa da venire. Turismo. Una regione autonoma come la nostra, ricordava Sciaurli anche con la ULTI prima, ai confini con un mondo che si sta aprendo. Può pensare di non fare una promozione autonoma? E la Serracchiani, se crede che si debba fare, e lo fa andando in Azerbaijan, guida una missione in Azerbaijan, però il giorno dopo va a Roma e dice che deve fare il coordinamento nazionale. Dovesse collocare delle barbattelle. Come? Economica. Era economica. Vabbè, ma insomma sono sempre imprenditori che cambia poco, la sostanza è sempre quella. Cambia molto, che non si va. Ecco, io credo che le cose vadano riportate a capo. Io credo che oggi
l'autonomia sulle infrastrutture, sul turismo deve essere mantenuta, che poi possiamo spostare, Quindi solo energia. Sentiamo, coordinare, no, non coordinare, telefonata. tutto quello che vuoi, però il tema centrale è questo. Su questi temi le regioni devono essere fortemente autonome e avere la possibilità di esprimere le proprie politiche. Benissimo, c'è una telefonata? Si è stufato, ha fatto bene. Sentiamo Jacopo. Ma io credo che il tema è un tema complesso e gli interventi, perché... No, ma il tema è questo. ma... direttore, questo tipo di... No, scusa, per sì, rifare la no, domanda. arrivo Snelliamo, rendiamo più snella o impoveriamo? Questo è il il tema. problema oggi è noi dobbiamo rendere chiarezza sulle funzioni che vengono attribuite da una parte allo Stato e dall'altra parte alle regioni, perché in questi anni le sovrapposizioni che si sono originate in molti settori e che sono state giustamente denunciate, quale anche esempio, se vogliamo, o comunque di inefficienza, se non altro che spreco, con le missioni che si sovrappongono, con le regioni che ci va, lo Stato che ci va, la delegazione, sono evidenti. Nessun altro Stato al mondo fa così. Io ho girato anche nel mio ruolo, insomma, e queste cose si vedono. Quindi il tema di fissare alcuni argomenti di interesse nazionale c'è. Il turismo è una delle principali risorse economiche del Paese, sul quale il Paese è il petrolio di questo Paese. Quindi è stato per anni gestito e io credo sia responsabile oggi dire che ci debba essere una produzione unitaria del turismo nazionale. Poi questa condizione non vieta, andremo nei tecnicismi, visto che sto seguendo direttamente anche a Roma a nome della conferenza la stesura degli articoli della Costituzione, la modifica, c'è una suddivisione poi per funzioni che vengono svolte all'interno della materia, quindi la promozione complessiva, l'immagine del Paese nel mondo, eccetera, è un tema nazionale. Ma io le preciso la domanda proprio perché così riusciamo a costruire pezzo per pezzo qualcosa che si può fare. Poi è chiaro che la evidentemente. Giunta ha appena approvato un piano del turismo FVG strategico che vede anche la presenza in un raggio di attrattività regionale poi concordo, credo sia abbastanza così singolare che noi ci prendiamo e andiamo a fare un banchetto a Shanghai pensando di vendere la regione Friuli Venezia Giulia. Ricordo una cosa, quando arrivai in India con la delegazione economica tanti anni fa, l'ambasciatore ci disse: attenzione, qui 1 miliardo di indiani a malapena sanno se l'Italia è così o così, conoscono forse Venezia sicuramente, Roma e forse Firenze. Quindi dice, quando parlate di cose concrete, delimitate e puntuali, perché altrimenti il rischio è di fare solo confusione. Vediamo se abbiamo ripristinato il contatto. Pronto? Sì, buonasera. 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 Dica. Dottor Terasso, se mi lascia ho qualche punto Si è fatta un promemoria lungo? Ma neanche. No, 2 o 3 punti, dai. No, mi lasci concludere, siccome riusciamo ben poco noi cittadini a dialogare. Allora, orgogliosi di una regione della specialità, io chiedo ai presenti: siete orgogliosi di rappresentare presidenti che ci governano senza essere eletti dai cittadini? Vedi Monti, Letta e Renzi. Siete orgogliosi che i cittadini in pensione, anche pensionati della nostra regione, per poter vivere un po' meglio, scappano da qui, vendono la casa, vanno in altri paesi più poveri e così anche esportano risorse che dovrebbero rimanere sul territorio? Siete orgogliosi che di fatto nulla fate per far ripartire l'economia? Questo è opinabile perché ci stiamo ragionando. Solo tagliate servizi alla popolazione, salvaguardando alla grande i vostri diritti acquisiti per voi. Per noi rimangono le tasse che sono al 70%, calpestando i nostri diritti acquisiti. Come si fa ad amministrare una regione quando vediamo seduti su quelle poltrone ad amministrarci persone, anche giovani, che in vita loro non hanno mai lavorato, non sanno neanche cos'è una partita IVA, non sanno neanche cosa vuol dire gestire un piccolo bar o fare un lavoro artigianale? L'unica cosa che sanno fare, dottor Terasso, e lo sanno fare bene, è parlare del nulla. Basta sentire anche la Serracchiani. Vabbè. Ecco, Senta, quindi, quanti punti ha ancora? No, io vorrei solo fare un invito alla Serracchiani. Sì. Mi auguro che prenda il volo per Roma molto presto col biglietto di sola andata. Grazie. Va bene, grazie mille. Erano tutte domande retoriche, quindi non serve la risposta. Vediamo se c'è un'altra telefonata. Pronto? 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 Sì, pronto, buonasera. Ecco, buonasera.
Ci dica. Niente, io parlo da Colloredo di Montalbano. Prego. Colloredo in questi giorni è un po' la cronaca, diciamo, no? Io sono un cittadino normale. OGM. Abbiamo un campo di mais terminato OGM. OGM. No, non è Friuli. Sì. Di quello che ho sentito, mercoledì lo devono distruggere. Questo fa parte della questione specialità? Sì, parliamo sempre di specialità. Noi, Specialità del mais. Sono stato, sì, è un non signore. del mais, è la specialità dei giovani. I giovani devono crescere. Sì, la tecnologia va avanti. Noi stiamo distruggendo qualcosa che stiamo imparando. Ho capito. Piccolo campo di mais, voglio domandare lì a Jacopo, no? Pensavo di vedere lì, certa gente è interessata, come si sviluppa, che danni fa, se fa danni o se fa utile. Va bene, è una questione che torneremo ad affrontare abbastanza presto, quella degli OGM, se non altro dopo quel che accadrà. I giovani agricoltori, che lì ce ne sono tanti, che cosa gli diciamo? Che ritornano ancora coi buoi a arare il campo? La questione è un po' più controversa di così, insomma, ci sono dei ragionamenti che si fanno sia da una parte che dall'altra, però credo che stasera forse specificamente non è... Cosa dice ma lei? è un tema importantissimo. Capite, era nel telegiornale peraltro. Non è per il sviluppo di No, ma era nel telegiornale, quindi la notizia l'abbiamo data, ci torneremo sopra i prossimi giorni e sicuramente la prossima settimana o magari... Grazie, arrivederci. Grazie, ne parliamo, ecco qua. Comunque restiamo evidentemente sempre nel concreto. Allora, io mi son letto questa cosa che è il Friuli Venezia Giulia negli anni della grande crisi 2008-2013, Fulvio Mattioni, Bruno Tellia, dice che i germi dello sviluppo del passaggio dall'agricoltura all'industria, all'industrializzazione sono stati messi dai nostri padri fondatori dagli anni 50 ai primi anni 60 e via andare. Poi il terremoto si è trovato questo tipo di riflessione ed è diventato, come dire, l'esplosione del Friuli Venezia Giulia. Però dice che soprattutto il terremoto, grazie anche a quegli strumenti, aveva alcune caratteristiche. C'era il decentramento, c'era la semplificazione, c'era la partecipazione e c'era la visione. Io capisco che sono un po' di parte gli estensori, ma credo, come dicono loro, di questo non ci sia traccia a tutt'oggi. In particolare, per quel che mi riguarda, visto che mi piacciono le figure, non c'è visione. Non c'è visione di una regione del futuro. Cosa dice Colautti? Beh, a parte che i due estensori insomma, sono un po' il diavolo l'acqua santa per alcuni aspetti, anche perché Tellia... Per alcuni aspetti. Perché anche Tellia è stato ed è forse ancora oggi a capo di uno strumento importante della specialità, che è il FRIE. E siccome una delle accuse che maggiormente subisce la regione è quella di strumenti obsoleti o che sono solo degli spendifici, io credo che ovviamente come tutte le cose sicuramente qualcosa non va, forse ci sono strumenti che vanno maggiormente collegati, no? Non abbiamo però liquidare, no? Mediocredito, Friuli eccetera come solo una sorta di cassa, di costi e null'altro, no? L'altro giorno in commissione insomma il FRIE sta girando 2 miliardi, cioè stiamo comunque tenendo in piedi tutto, non noi, dico il sistema, nessuno merito per amore di chi parla. Quindi bisogna fare attenzione. Allora sulla visione è molto interessante il punto, perché di fatti quando ho detto all'inizio che forse questi 50 anni subiscono, almeno dal mio punto di vista, una fase, ed è vero anche perché abbiamo citato oggi, io non mi nascondo, c'è stato il problema cosiddetto dei rimborsi cosiddetti chiamati facili, tutto quello che si vuole, però credo che questo pauperismo istituzionale, cioè questa voglia comunque di appiattire tutto in basso, stia portando poi alla fine con delle scorciatoie semplifiche, anche con tutto il rispetto per i signori che hanno chiamato, che sono, l'altra sera in un dibattito abbiamo avuto, sono un buttare addosso, anche i politici che se le prendono. Voi giusto, dovete scegliere i dibattiti, no. Se avete la sindrome di Stoccolma... No, ma lo sto dicendo in termini costruttivi ovviamente. Ecco. No, lo sto dicendo in termini costruttivi e io vado ai dibattiti, sto ai dibattiti, le sento, mi va benissimo perché mi fa crescere ancora, perché non ho smesso di crescere anche a 60 anni. Quello che volevo dire però,
che questo convengo, che io credo che sia un errore, proprio oggi, di fronte alla globalizzazione, non un errore, dispiace, che di fronte alla globalizzazione e alla perdita anche di certezze, che la caduta del muro che si verifica dopo 20 anni, in un mondo come questo, di confusione e di tante guerre, io credo che nel nostro piccolo invece la visione di una realtà speciale, intesa come valore e non come guarentigia, sia un collante proprio quando e le radici e il modo di pensare e di essere sia un elemento per invece ripartire, per stare sul mercato, che attenzione, non ha scorciatoie, è pesante ed è dura. Se non c'è unità però su questo, che sia imprenditoriale, che sia politica, poi i cittadini noi ci mandano a casa, votano, quindi non è nessun problema, qui nessuno è intoccabile. Però la visione, quello che manca oggi è proprio questa, che è anche il sogno, Il sogno è qualcosa che ci mette in una condizione di capire che si esce da questa vicenda non con le scorciatoie. Questa è la mia opinione. Quindi la specialità è da rinnovare da questo punto di vista. Su questo siamo d'accordo. Il sogno, vabbè, la sua formazione politica, il sogno ce l'aveva, era una regione che andava dal Monviso, non so, a Porto Tolle sostanzialmente. Mi pare che le cose siano cambiate, adesso qual è il sogno? Sono cambiate, la visione di un Friuli Venezia Giulia speciale. Direttore, l'impostazione generale è sempre la stessa, noi siamo comunque per l'autonomia dei popoli, siamo per uno Stato fortemente federalista e in questo crediamo, e la riforma del Senato secondo me, se impostata in modo corretta, sta spingendo verso questa impostazione per lo Stato, quindi un'impronta assolutamente federalista per questo Stato italiano, che ha dimostrato nell'unitarietà di aver fallito. Le regioni oggi, come è stato già detto qui, sono state viste come esempi di sprechi, esempi di inefficienze, ma sono anche stati dei laboratori politici importanti, dei laboratori istituzionali importanti. Io credo che introdurre finalmente in Costituzione il concetto di costi standard sia una cartina al tornasole fondamentale per capire se effettivamente questo principio di sussidiarietà di cui abbiamo parlato prima è connotato anche da efficienza ed efficacia nell'azione amministrativa e politica, e credo che su questo dobbiamo guardare lungimiranti, come diceva Tellia, in futuro, verso il futuro. Quindi, vabbè, anche i costi standard sono una tecnicalità probabilmente, un modo di affrontare. Non è una tecnicalità, è cruciale. Sì, è cruciale. È talmente cruciale che finora non sono stati introdotti. Sono in fieri. Sono ormai pronti. È una proposta dell'NCD sono ormai pronti. Della Lega. E sono pronti per essere resi. Allora, io continuo a citare questo libro, entriamo in una questione perché poi bisogna uscire dalle parole che pur belle restano tali, no? Dice che... Posso, direttore? Sì, assolutamente. Quel libro lì manca di un punto, e cioè assieme a tutte queste cose ci fu una grande solidarietà nazionale e quindi anche un grande afflusso, importante afflusso di risorse dallo Stato. Diamo per scontato che le risorse non ci sono più. Ho capito, quindi aiutò, e non poco ovviamente, assieme alla gestione buona, l'esempio che noi abbiamo dato è della buona gestione, ma la solidarietà fu anche internazionale. Quindi io vorrei mettere dei numeri, sappiamo qual è stato, quindi io non sono a dire che, ma dico solo una cosa, c'è stato un esempio di buon governo e di una capacità di buon governo che noi oggi rivendichiamo come capacità comunque regionale delle nostre autonomie locali, non presentano deficit strutturali, il patto di stabilità ci limita perché avremo capacità di spesa, non siamo come altre realtà laddove invece il patto di stabilità entra in gioco perché c'era un deficit importante che va recuperato e che ha messo in deficit l'intero. Quindi c'è una questione, quindi dico, il terremoto è stato un esempio di buona amministrazione che ha ben governato tante risorse, che sono state spese a disposizione della regione e con le quali risorse è stata modernizzata questa regione e creato le basi per uno sviluppo industriale. 38 anni fa. Certo. Se dobbiamo guardare avanti, ecco, guardiamo la ricorsa, ma... Guardiamo avanti, no, ma siccome è stato citato nello studio non vorrei che si citasse era citato nei valori,
delle linee guida, il decentramento, la semplificazione, la partecipazione, che è un'altra cosa che crisi della politica permettendo, no, mostra la corda, e la visione. Tondo. Ma io credo che dobbiamo probabilmente demolire qualche totem. Se 30 anni fa ci avessero detto che la comunistissima Serbia, comunista si pensava, là sono i comunisti, o la Turchia sarebbero entrati in Europa, lo ricordava prima lui, si candida ad entrare, avremmo pensato a un mondo che non esisteva, un'utopia eccetera. Faccio questa premessa perché credo che dobbiamo provare a pensare che forse l'Europa fra 30 anni non sarà quella che conosciamo adesso. Può essere che ci siano, non dico dei movimenti indipendentisti, ma sicuramente delle situazioni di difficoltà enorme da reggere. Penso al civilissimo Belgio, dove la Vallonia e le Fiandre hanno due mondi completamente diversi. Se vediamo l'Italia, proviamo a fare un ragionamento, sforzo un po', spero di non provocare troppo. Abbiamo il nord che è sostanzialmente fatto dalla produzione, dalla partita IVA, da gente che lavora, che magari anche evade, che crea però dinamismo economico. Abbiamo un centro del paese che è fondamentalmente abbastanza statalista, se noi guardiamo le economie come sono cresciute in Umbria, in Emilia Romagna, in Toscana, in Marche, io credo che non ci sia famiglia dove non c'è un dipendente pubblico, o comunque di un'economia diversa da quella che Marche sono... Scendiamo vai a vedere i dati. Scendiamo al sud, difficoltà straordinarie, eccetera. Io credo che il tema della macro regione si ponga. Cioè cominciare a pensare che da soli, con 1 milione di abitanti, non sfondiamo, credo che si ponga il tema di alleanze anche che ci hanno visto in difficoltà negli anni scorsi, perché pensare di finire in un mare grande era per noi un rischio troppo grande, non so se mi spiego, però cominciare a ragionare in termini di allargamento del nostro profilo non solamente verso i confini, no? Noi siamo qui, di là c'è il mondo che c'era una volta oltre i confini, no, dobbiamo guardare anche dall'altra parte, cominciare a stringere alleanze anche di qua, mentre abbiamo cercato troppo spesso di rimarcare la nostra specialità, la nostra autonomia come una differenziazione, mentre lì invece c'è un mondo che è molto simile al nostro. Ecco, io credo che quando alla fine della scorsa legislatura con Roberto Maroni, con Luca Zaia, con Roberto Cota in Piemonte cominciamo a ragionare di macro regione, non era per fare una campagna elettorale, era per dirsi tutti assieme che questo è un mondo che è in Italia fortemente simile e sul quale si può costruire un pezzo di futuro. A livello di concretezza la macro regione e la specialità fanno una bella gara per vedere quelle che riescono a riempire i dibattiti e le pagine dei giornali. Io resterei invece, lei giustamente fa delle provocazioni, tra 30 anni dice tutto è cambiato, ma tra 15 anni per esempio il Friuli Venezia Giulia sarà la terza regione più vecchia d'Europa, con oltre il 30% degli ultra 65 anni. Queste credo siano le sfide, no? Come sono le sfide quelle della sanità, perché se andiamo a guardare i dati, negli anni 80 avevamo 29 istituti pubblici di cura, nell'84 avevamo 13.228 posti letto e 19.000 di personale, nel 94 8.000, quindi quasi la metà, ma insomma una cosa del genere, nel 2011 4.700 posti letto. Nonostante questo i costi della sanità continuano a crescere. Credo che queste poi alla fine siano le sfide e siano queste il dato che come dire, caratterizza la specialità. Fare questi ragionamenti e assieme a questi ragionamenti c'era quello dei consorzi e assieme a quello dei consorzi ci sarà la questione immigrati, perché sostanzialmente se noi diventiamo sempre più vecchi ci dovrà essere qualcuno che ci sostituisce. Ecco, questo credo sia la visione che non viene presa in considerazione. Mi fermo qua, un po' di pubblicità e poi andiamo avanti. Marco. Eccoci qua, Paviotti, allora siamo andati sul terreno lei congeniale, che è quello della sanità, delle riforme sostanzialmente. Perché poi... delle riforme, dicevo durante la pausa che questa regione ha in piedi 2 riforme straordinarie, una e difficili, una è quella della sanità, andando ad aggiornare quella che è l'offerta che fa ai cittadini, tenendo conto che appunto la popolazione invecchia e che la sanità non può essere confinata nell'ospedale come oggi tutto pensa, ma invece dando più importanza al territorio, che vuol dire ai servizi. Poi c'è una riforma dell'architettura istituzionale, cioè dell'organizzazione, abbiamo chiuso le province o stiamo chiudendo e quindi chiediamo ai comuni di ragionare su forme più aggregate.
Ma torno alla sua domanda di prima, qual è la visione? Io resto di questo avviso, oltre che di una politica riformatrice, anche della capacità o non capacità, e io spero però di sì, di una regione di sapere lanciare nuove sfide. Abbiamo detto che questa regione ha gestito bene la sanità ed è una questione trasversale, non è Serracchiani o Tondo, eccetera, è una storia lunga. Questa regione deve porsi altri obiettivi, cioè deve essere in grado di proporsi, di gestire altri servizi fondamentali per i cittadini, riuscendo il quadro nazionale, secondo me, nella cornice nazionale, per esempio dico, la pubblica istruzione, noi sappiamo quanto bravi sono i comuni in genere a gestire le loro scuole. Ecco, noi dobbiamo essere una regione che gestisce la sua istruzione dall'asilo nido all'università, avendo maggiormente a cuore e avendo cura di farlo bene, perché la pubblica istruzione, soprattutto pubblica dico io, è quella che crea i cittadini di domani e quindi è un tema fondamentale. Quindi istruzione, ma tante altre cose in cui la regione si lanci. Resto ancora sulla sanità, il discorso fila ovviamente, ma io ci metterei qualche contenuto. Per esempio, finalmente, anche sulle pagine, si parla dei doppioni. Sì. Finalmente si parla di misurare la possibilità che un certo nosocomio possa ospitare una specialità piuttosto che un'altra. Ecco, ma da quel punto di vista lì, credo che poi passi la difficoltà di esercitare la riforma. No, la difficoltà è, e poi chiudo subito, che la madre di tutte le riforme è quella sanitaria. Tagliare perché non tocca di destra. Esatto, no. Ma vede, la sanità non tocca solo in generale, che cosa succede? La sanità ha degli aspetti di tipo simbolico e delle ricadute economiche. Se tu in una comunità gli chiudi il punto nascita, che è molto simbolico, e ha una ricaduta fortissima sotto tutta una serie di aspetti e c'è una protesta fortissima. In realtà la difficoltà che abbiamo noi oggi è di spiegare che l'interesse del cittadino, di chi ha bisogno della sanità, non è di avere l'ospedale vicino a casa. Io dico, sono nato in un posto che non aveva il punto nascita, ma ci siamo anche noi. Questo è difficile. Noi, dico, dobbiamo avere il coraggio di fare delle scelte che saranno impopolari e che pagheremo un prezzo per le scelte che faremo, ma con l'idea di dare una sanità migliore ai cittadini e superare quel momento iniziale tremendo. Voi tutti ricordano che l'assessore Fasola 25 anni fa fu sequestrato in un comune. Fu sequestrato, proprio dovettero andare. Per dire quanto difficile è quella cosa lì, ma d'altronde l'Italia perché ha avuto i governi tecnici? Perché la politica qualche volta non ha avuto il coraggio di fare le scelte e a un certo punto è arrivato qualcuno, così è, e noi dobbiamo essere in grado di farlo senza chiamare il tecnico. Mi dica lei che dubitava che tagliare fosse una politica di destra. No, insomma, beh, di destra perché c'è Renzi, no? Non sarà mica di sinistra. Di centro-destra. No, è bene che noi però, e parto da quanto diceva Renzo Tondo un attimo fa, un dato di contesto lo mettiamo, no? Perché è chiaro che in questa regione abbiamo avuto anni in cui le risorse erano sempre e comunque crescenti e si pensava che il potenziale di sviluppo, a torto o a ragione, fosse infinito. E quindi ovviamente con risorse sempre crescenti non si è posti il tema forte e cogente delle riforme, con il paradosso che adesso dobbiamo fare le riforme a risorse calanti e quindi in maniera ancora molto più difficile e dolorosa. Però su questo, quando si parla di riforma, io non credo che si debba intendere le riforme, quella della sanità in particolare, ma anche quelle degli enti locali, solo come delle riforme fatte per risparmiare, benché ci sia la necessità di razionalizzare, di creare economie. Io credo che si debba intendere quelle riforme anche, proprio se vogliamo dare una visione nuova a questa regione, con la capacità e la voglia di riallocarle quelle risorse. Spieghiamoci per capirci. I cittadini, secondo me, e io lo constato facendo le riunioni sul territorio quotidianamente quasi, spesso sono più avanti di chi invece fa la difesa d'ufficio di alcune realtà. Uno, perché hanno già capito che ci si va a curare dove c'è qualità. E ora anche questa idea che siano i cittadini tutti a volere l'ospedale sotto casa credo che sia ormai un falso problema. O il punto nascita sotto casa.
Una mamma che ha bisogno di partorire va nell'ospedale in cui trova qualità, sicurezza e risposte migliori. Idem per gli enti locali, anche gli enti locali cominciano a dire non ce la facciamo più con questa dimensione. Quindi c'è secondo me un substrato culturale, se volete, disponibile alle riforme, più ampio di quello che si pensi. E quindi con queste parti dobbiamo ragionare, capendo che si possono riallocare risorse. Quando noi diciamo razionalizziamo, evitiamo i doppioni, diciamo anche che alcune di quelle risorse che vengono risparmiate andranno a potenziare i servizi territoriali. Potenziare i servizi territoriali significa dare risposte a tutti quei nuovi bisogni di salute che sono cresciuti in questi 20 anni, perché la popolazione è invecchiata progressivamente, perché ormai la cronicità è uno dei grandi problemi, perché la gente, la prima cosa che ci chiede, e ci sono dimostrazioni di tutti i piani di zona di tutta questa regione, è la domiciliarità, il più possibile. Cioè la possibilità di trovare risposte nella propria abitazione, quindi infermieri di comunità, medici di base messi in rete per dare risposte in ambulatori aperti 24 ore. C'è la possibilità di dire alla gente facciamo questa cosa, risparmiamo, ma diamo per fortuna, e dobbiamo dirlo, anche dei servizi migliori, dobbiamo avere questa ambizione, se non abbiamo l'ambizione di dire questo, la visione viene a mancare. Benissimo, sentiamo l'epicentro di una situazione abbastanza complicata che è Gemona. Ecco, lì per esempio c'è una sollevazione rispetto a questa riforma. Sì, in realtà il tumulto di Gemona parte da più lontano. Parte ancora dalla riforma Fasola, che devo dire però è stata una riforma lungimirante, perché ha permesso a questa regione di avere una sanità pagata integralmente dalla cittadinanza della regione Friuli Venezia Giulia. Il mio paese è un paese che, come ha detto... che forse era meglio restare come si era prima, tanto poi avrebbe ripianato lo Stato. No, perché non siamo fatti così, e lei me lo speciali. insegna. I friulani non sono fatti per essere assistenzialisti. Io faccio l'avvocato del diavolo. E diavolo. quindi direi proprio che non è un sistema che si adatta alla nostra regione. L'ospedale di Gemona, l'ha ricordato il sindaco, è una grande storia, ha 800 anni di storia, è vero. Però, e qui dico una cosa che non piacerà a molti cittadini del Gemonese, oggi come oggi, non vanno in ospedale a Gemona, perché non hanno i servizi adeguati. Allora io credo che, ma non lo dico perché, questo non significa non difendere Gemona, attenzione, No, certo. Questo significa invece porre all'attenzione di quello che sarà questa riforma, che purtroppo noi consiglieri regionali abbiamo visto soltanto sulle colonne dei giornali, ma non abbiamo ancora un testo, e questo mi dispiace, perché le dico, catapultata in questo mondo politico, sono allibita del fatto che le riforme prima si leggono sui giornali anche da parte degli addetti ai lavori e poi in commissione si devono in qualche modo ratificare o migliorare, in aula, in commissione. Però lei è sempre sul pezzo, mi hanno detto, quindi... Beh, vedremo se è vero. Comunque, per quanto attiene l'ospedale di Gemona, ricordo che ad oggi la sanità che ha Gemona è una sanità che Gemona e il territorio pedemontano non si merita. Gemona ha diritto di avere qualcosa di più, ma questo non significa mettere una bandierina di partito o campanilistica su un nosocomio, significa garantire alle persone che abitano in montagna e nella pedemontana gli stessi servizi, l'accesso agli stessi servizi di chi abita in città, perché vede, il Friuli Venezia Giulia, lo sappiamo tutti, è per la maggior parte composto di territorio montano, i nostri paesi si spopolano. Non sicuramente attraverso politiche atte a centralizzare la sanità o altri servizi, a togliere trasporti pubblici, a togliere tribunali, ad allocare, come diceva prima chi ha mandato il messaggio, i boss mafiosi in tribunale a Tolmezzo, però, scusi, in carcere a Tolmezzo, però togliamo il tribunale, la procura, presidi quali il commissariato, eccetera, eccetera. Non in questo modo né esercitiamo la specialità, per chiudere sul discorso specialità, né garantiamo un futuro ai nostri giovani che quindi non sono portati né ad abitare in quei territori né tantomeno ad avere le figli. visioni dei nostri telespettatori. Se la finiamo di assistere clandestini a gratis, che però creano come conigli, forse qualche euro resta anche per i nostri anziani che non possono fare il giro del mondo per curarsi. È una visione della sanità piuttosto ruspante. Daniela di Tumiec, mai vi fa por de non, sica cres la spese sanitarie per disinfestare i neris, non mi va bene. Mandi. Poi vabbè, l'Interporto di Cervignano, l'Ausacorno, il Porto di Trieste e Monfalcone, la ferrovia, la banda larga, le autostrade A4 e A23. Come mai con tutte queste infrastrutture che andrebbero
dovutamente potenziate non si riesce a attirare clienti e far decollare questa regione che, scusatemi, potrebbe scalzare le potenze nordiche. E poi ancora, più ottimista. Gestione del turismo a livello nazionale cosa significa? Che alle fiere internazionali del turismo andrà un funzionario romano a presentare le bellezze del Friuli Venezia Giulia? Esatto. Chiede ai consiglieri presenti che intenzioni hanno con l'area dell'ex autoporto di Coccaun, comune di Tarvisio. Sapete cosa vuol dire? Vorrei gentilmente fare una domanda a tutti i presenti in studio. Sapete cosa vuol dire fare l'operaio, dover mantenere una famiglia con poco più di 1.000 euro al mese? Fatevi un esame di coscienza. Direttore lo legga, grazie, non faccia il finto tonto. Salvare la nostra identità, giusto, ma che senso ha avere giovani disoccupati e cassaintegrati che rimangono a spese dello Stato e al contempo far giungere lavoratori all'estero? Insomma, secondo me c'è in tutte queste sollecitazioni ci sono quelle 2 o 3 cose che avevamo detto, no? La sanità, l'invecchiamento, l'immigrazione, e su queste credo che poi la visione debba esercitarsi. Probabilmente deve esercitarsi anche sull'autonomia finanziaria, che non si risolve dicendo, beh, loro sono... No. Vabbè, comunque allora ci fermiamo ancora un attimo e poi riprendiamo. Allora, sulla sanità magari ancora una parola da Renzo Tondo, appunto perché è stato anche assessore alla sanità, quindi è una consuetudine piuttosto... Ma quello che dice Cristiano Sciauli è assolutamente vero. Cioè ci si trova di fronte a un invecchiamento progressivo, alla impossibilità di mantenere tutta questa offerta così sparpagliata, c'è la necessità di dare servizi di qualità. Quindi una riforma non deve puntare solo, anzi non deve puntare neanche a risparmiare, deve puntare a dare servizi migliori. Sulla riforma che il centro-sinistra si appresta a presentare in aula, io come Sandro Colautti non ho ancora espresso un giudizio, perché lo ricordava Barbara Zilli, voglio vedere le carte. Non mi lascio tirar dentro in un dibattito polemico sulle dichiarazioni stampa. Ricordo che avevamo provato una riforma, secondo me, rispetto alla quale si poteva fare un passo avanti senza fermarsi 1 anno e mezzo, ma su questo ne parleremo dopo. È evidente che bisogna puntare a eliminare doppioni e a dare maggiori servizi sul territorio, perché, ricordava Sciauli, la gente vuole servizi e vuole essere possibilmente servita a casa. Costa anche meno. Se noi riusciamo in qualche modo a fare una diramazione sul territorio che possa dare risposte ai cittadini, diamo servizi migliori, con costi più bassi e con maggiore crescita della collettività, perché c'è anche da tenere presente che c'è una forte mutualità in questo nostro Friuli, soprattutto nei paesi piccoli, nei paesi della montagna. C'è ancora qualcuno che ti apre la porta, qualcuno che viene a vedere se hai bisogno. Credo che sia un valore che dobbiamo ancora coltivare, ecco, perché non serve solamente ad aiutare la sussidiarietà e la crescita della comunità, ma serve anche a creare quel senso di appartenenza ad una comunità di cui abbiamo bisogno e che forse, trasferita anche su un dato culturale e economico, può essere utile anche dall'altro versante. Ho capito. Sciauli ha detto una cosa molto interessante, che è quella della possibilità non di risparmiare, ma di utilizzare diversamente le risorse. Ecco, la questione che ponevo così come citazione, che è quella dell'invecchiamento della popolazione, credo che sia uno dei nodi che andranno a caratterizzare anche la visione di questa regione, essendo tra le più vecchie d'Italia, mi pare forse al 2° posto, non so, e appunto con la prospettiva di diventare la 3ª più vecchia d'Europa. Certo, ma questo è uno dei motivi per i quali il regionalismo e la specialità deve essere considerata anche per il Paese una sorta di laboratorio avanzato. È chiaramente un compito nostro, è una responsabilità nostra quello di saper utilizzare al meglio l'intero sistema, la collettività regionale. Attenzione, qualche volta, spesso, non qualche volta, si demanda poi alla politica la responsabilità anche di quella parte di azione che deve essere ovviamente dell'intera dimensione sociale. Secondo me la politica deve finalmente riprendersi qualche responsabilità. Appunto, se ne danno qualcuna di più, ben venga, perché ultimamente non se ne prende. Siamo convinti di questo, la politica con il sistema regionale che deve ovviamente essere attivo poi di per sé, non può aspettare e demandare sempre ad altri che ci sia una ripresa. Sul tema della visione è fondamentale, perché il dato di costruire una prospettiva che traguarda la realtà di questo territorio, di questa regione, nella logica dei prossimi 20, 30 anni, è di fatto la vera scommessa della specialità regionale. Ho capito. Una sollecitazione positiva che non avete ancora commentato è venuta da Paviotti e riguarda la scuola e l'istruzione.
non questo libro, ma un libro di Marco Orioles sulla seconda generazione degli immigrati, dice che stiamo imbarcando il lumpenproletariat del Ghana, del Senegal, eccetera, eccetera, quindi con un tasso di scolarizzazione bassissimo, con un'incapacità di esprimersi e quindi di integrarsi, eccetera, eccetera. Io credo che la sollecitazione di Paviotti valga la pena di essere valutata con molta attenzione proprio nel segno della visione, perché si può ben dire padroni a casa nostra, eccetera, eccetera, ma poi alla fine del giro questi arrivano, cioè Arrivano se c'è lavoro però, direttore, e il lavoro oggi non c'è, e non ce n'è per i nostri, si figuri. E contro l'invecchiamento di questa regione, se mi sia concesso, la specialità si attua anche, ho fatto un'interrogazione in regione di questi tempi, mediante politiche a sostegno della genitorialità. Perché oggi le giovani coppie che devono pagarsi un mutuo, e forse uno dei due ha ancora un lavoro, non riescono a pensare di mettere al mondo un figlio. Mentre gli immigrati culturalmente probabilmente hanno un'altra impostazione. Ma se noi vogliamo credere che questa regione abbia un futuro, dobbiamo dare dei sussidi, degli ausili, alle nostre giovani coppie. Dobbiamo guardare ai sistemi austriaco e ai sistemi magari anche del nord Europa, che hanno uno stato sociale molto ben radicato, che hanno degli asili nelle fabbriche, che hanno degli strumenti a sostegno della genitorialità, che non è soltanto la mamma che sta a casa come ancella del focolare, ma che anche il papà che riesce culturalmente ad avere un ruolo bipartisan con il coniuge o compagna che sia. E qui questa è una delle altre sfide per la specialità. Comunque sull'immigrazione io la prendevo dal dato di fatto. La seconda generazione degli immigrati in Friuli è praticamente, non dico analfabeta, ma semi-analfabeta, non riesce a esprimersi in italiano, e quindi avremo una bomba in casa ancora più potente di quella che paventa. O comunque avremo potenziale occupazione. Ma anche questo fa parte della visione. E vorrei chiedere, la Regione come si sta attrezzando rispetto a queste cose, se si sta attrezzando? Ha fatto la Regione su questo, per esempio, la commissione paritetica, che è quella commissione che ha tra gli obiettivi anche questo. Naturalmente io che ho lanciato la proposta, so anche tutte le difficoltà che ci sono, che è un problema di trasferimento di risorse. Io dico però appunto, quando parliamo di visione, no, di una Regione che vuole essere speciale per il futuro, dico che deve essere appunto ambiziosa e porsi degli obiettivi appunto di autogoverno, andando anche in quei luoghi più difficili, più complicati, ma anche che hanno una maggiore importanza, proprio perché la nostra società vive e migliora con una scuola migliore, avendo anche queste ambizioni. Ecco, dopodiché tutto quanto, qualcuno mi dice sì, ma sai cosa vuol dire le risorse eccetera, certo sono tutte questioni che vanno trattate, ma anche la sanità. Quante volte ho sentito persone dire, ma anche lei prima faceva una battuta dicendo che hanno detto ma forse era meglio se lo lasciavamo allo Stato centrale che poi ripianava. C'è una corrente di pensiero che dice così, è una corrente che però... La Regione Lazio sì, e tuttavia, al collasso da 30 anni è sempre lì. E tuttavia è una corrente di pensiero sulla quale io non sono d'accordo, proprio perché io ritengo che è lì che tu dimostri di essere in grado, nella tua capacità di autoriformarti e nella tua capacità di autogoverno, facendo il passo non troppo più lungo della gamba, ma neanche stando fermo ad aspettare. Un minimo di investimento sul futuro e di gettare il cuore oltre l'ostacolo ci deve essere. Sicuramente, anche appunto per essere, come dire, di riferimento alle politiche nazionali. Sciaoli voleva dire qualcosa? No, Tondo. Ma rispetto a quello che diceva lei direttore prima, cioè questi arrivano, è vero, però ci possono essere due atteggiamenti rispetto a questi arrivano. Un atteggiamento può essere quello di prenderne atto e rassegnarsi ad accogliere in maniera miglior che si possa. Un altro atteggiamento deve essere quello, secondo me, di comprendere che possiamo dare risposte a un numero limitato. Discutiamo questo, parliamone, però è evidente che nel momento in cui noi accettiamo tutto e tutti, e addirittura questa è una politica che la sinistra spesso ha fatto, creiamo le condizioni perché diventiamo appetibili oltre misura, è chiaro che non siamo in grado di dare risposte a tutti, perché una cosa è accogliere 100, l'altra cosa è accogliere 10. Lo studio era riferito alla seconda generazione, quindi è gente che si è già radicata qua. Ho capito, ma la seconda la generazione è quella che comunque attira la terza poi, e fa venire il vecchietto e il nonno a farsi operare nei nostri ospedali
la signora prima c'era riferimento di... cerchiamo di essere realisti. Comunque stavamo parlando della seconda generazione, gente che è già un buonismo qui, che ha generato, che è sta nelle nostre scuole. Un buonismo diffuso le non scuole aiuta. soprattutto. Sta nelle scuole, le scuole primarie hanno il 20-30% ormai di quindi anche questa è una grossa sfida, e anche qui bisogna avere un pezzo di visione, può essere con un occhio solo, con uno Ma che chiuso, siano uno aperto. analfabeti, direttore, io non sono sinceramente d'accordo. Anzi, credo che ne ha abbiano piena facoltà. una preparazione che sia superiore rispetto a tanti altri nostri lavoratori, se non altro in merito ai diritti sindacali, per esempio, di cui godono, eccetera. Però e sanno muoversi. Il mediatore culturale non serve più nelle nostre province, perché loro non ne hanno effettivamente bisogno, hanno bisogno d'altro. Lei fa l'avvocato, no? Sì. Ecco. No, io sul tema generale nessun buonismo, credo che però il tema sia principalmente europeo. Noi dobbiamo dire una volta per tutte, e così le chiediamo, che noi non abbiamo un confine che si modifica, noi avremo sempre il confine d'Europa, perché siamo ovviamente la porta per tutto il continente africano, e quindi questa è una cosa che a livello europeo dobbiamo porre in termini di aiuti, di risorse, perché non possiamo accollarci come sistema paese un problema che riguarda tutto il continente, perché diciamoci la verità, la stragrande maggioranza degli immigrati, anche attuali, che arrivano a Lampedusa, vogliono andare altrove. Cioè, vogliono andare altrove, non vogliono fermarsi in Italia. Però Sciauli, questo era sul tema generale. Sulla seconda generazione, che è un tema importantissimo e secondo me fondamentale, è un tema che addirittura io allargo agli immigrati di seconda generazione, ma guardate, forse anche a una parte dei giovani friulani in questo momento. Se noi abbiamo pensato per tanto tempo che il nostro manifatturiero, che era elemento trainante e portante, non avesse bisogno di formazione in senso stretto, e questo vale anche per gli immigrati di seconda generazione, no? Si vedono Deutsch gli sfabbrichi sta garage, per capirsi. Quel sistema lì probabilmente in un mercato globale, non più giocato sul mercato esclusivamente interno, non regge più. Noi abbiamo bisogno di formazione continua anche per i livelli più bassi, tra virgolette più bassi, con tutto il rispetto del mondo, della classe lavorativa, perché ovviamente competiamo solo se competiamo a rialzo. Cioè, a me fa ridere chi mi dice ancora che competiamo erodendo diritti o magari semplicemente rendendo solo ed esclusivamente più flessibile il lavoro. Vogliamo competere su quelle dinamiche con i paesi emergenti, con la Turchia, con la Nigeria? Credo che saremo sempre comunque perdenti. O competiamo in termini di istruzione, ricerca, formazione. Qui, attenzione, inseriamo anche dei temi non banali, perché guardate, dovremmo cominciare a dirci che io personalmente sono per la difesa dei due atenei in questa regione, ma non sono per la difesa dei doppioni dei due atenei. Perché la formazione, cioè come stiamo ragionando sulla sanità, è bene che cominciamo a ragionare anche sulla formazione e sulla ridda di enti che fanno formazione e invece devono dare delle risposte, perché guardate, abbiamo fatto dei corsi di formazione che non hanno portato a niente di positivo per le persone che purtroppo li hanno fatti. Così dobbiamo ragionare sul sistema delle scuole superiori per renderle ovviamente il più possibile cogenti a un'idea di sviluppo di questa regione, e così dobbiamo ragionare sulle nostre università, che non significa perdere autonomia, significa renderle... Sulle Camere di Commercio? Sulle Camere di Commercio credo che Renzi ci levi anche gli ultimi dubbi, e su questo credo che siamo abbastanza d'accordo e in maniera bipartisan e trasversale in Regione, mi pare, almeno nelle ultime sedute. Uti ha ascoltato tutti quanti, pensieroso. Il direttore mi ha tenuto più in considerazione. Dopo la sua visione eravamo tutti tranquilli. Prego, dai, un commento anche sull'immigrazione. No, allora... Poi, scusate, Sciauli ha introdotto un bel tema, quello di sforbiciare un po' di cose che... No, allora, io credo che il tema dell'immigrazione sia effettivamente un grande tema, ma lo dico perché quando parliamo della seconda generazione parliamo di quella che possiamo definire l'immigrazione domestica, tutto sommato che quasi tutta è venuta qui per lavorare, salvo pochi casi. Balcani. Poi noi in queste zone la maggior parte è venuta dai paesi dell'est, quindi era
no? Figlia no, della guerra, e quindi era essenzialmente una immigrazione quasi come quella friulana, no? Che andava per lavorare, non avevamo costituzioni diverse. Ricordo che non sono passati molti anni in cui i nostri imprenditori dicevano fate venire gli immigrati, perché non sono passati mica tanti anni che chiamavano l'immigrazione. La risorsa. La risorsa. In poco tempo, proprio per la crisi, no? Anche manifatturiera, produttiva, eccetera, questa questione è crollata e oggi ci troviamo di fronte a un fenomeno, mi sia consentito, non voglio scomodare la Fallaci, che è molto diverso. Ed è un fenomeno, quello che vediamo in questi giorni, con califati che si stanno muovendo, e quindi con tragedie umanitarie devastanti, dove milioni di persone approderanno nella punta avanzata dell'Europa in situazioni effettive da rifugiati politici, dove ci sarà di tutto, ci sarà anche il mariolo. Quindi è un tema che appunto non è solo europeo in senso lato, è un dramma micidiale, questo qui, che non siamo in grado di reggere, come una questione, anche mi sia consentito, culturale, rischio, che è quella che un grande editorialista l'altro giorno, insomma, su un governo nazionale, dice dove anche le generazioni seconde o terze che vivono qui vanno a guerreggiare, poi tornano e tornano con la cravatta in banca. Allora, attenzione che questa globalizzazione, e io sono europeista, sono per tutto atlantico, sia chiaro che però un problema di governo di questi fenomeni è un problema serio. Planetario. Come? È un problema planetario. È un problema planetario. Sì, allora, è chiaro, ecco, allora per dire la specialità... il direttore ci chiede di affrontare un problema planetario. No, ma siccome abbiamo parlato... Anche questo è un artificiale. ma abbiamo parlato... Cosa facciamo degli immigrati allora, di seconda generazione? Degli immigrati che noi sicuramente abbiamo qui, la maggior parte, ripeto, sono di provenienza, tra l'altro abbiamo un problema grande ancora di transfrontalierato, cioè di gente che viene di giorno e poi torna a dormire in Croazia, eccetera, eccetera. È un problema tutto sommato, io credo, importante, ma che si può governare, ma i fenomeni che vengono avanti per governarlo sono devi diversi. essere attrezzato per governare, deve essere le tue norme, deve avere bisogna essere attrezzati. Bene, allora io avevo annunciato, volevo liberare Renzo Tondo che abita lontano come sapete e invece è ancora qua. Volevo affrontare anche questo tema, no, delle cose, le 4 province che diventano 17 ambiti sovracomunali. È un messaggino, inopinatamente mi suggerisce ASO, area vasta, come si ristruttura il Friuli? Jacob, ce lo dica lei come si ristruttura il Friuli, perché più visione di così. Si prende una rivincita. 17 piccole comunità si prende una rivincita. Dopo gli Aster, adesso gli fate bisogna partire da un punto di vista. Qui non stiamo trasformando le province in 17 province. Spieghiamolo. Qui stiamo ragionando sul sistema bipolare regione-comuni. Questa regione semplifica lo schema istituzionale regione-comuni. Sono i due istituzioni fondamentali. È chiaro che poi però per rendere i servizi, il problema è il problema da sempre, non da oggi, da sempre, da 20 anni a questa parte, il problema è che poi i comuni devono organizzarsi in termini probabilmente associati di struttura diciamo operativa sufficiente per gestire le funzioni che oggi sono anche più complesse e che quindi danno la necessità di articolazioni che sono di fatto di collaborazione. Quindi in questo tema non esiste la semplificazione che è giornalistica e che anche un po' viene sempre da quella parte che tende a porre il fatto di dire che invece di fare, perché non ci saranno elezioni dirette, non ci saranno, ci sarà solamente la richiesta che sentiamo anche perché in questo modo possono attrezzarsi per ricevere delle funzioni territoriali. Come dice Renzo Tondo, non ho visto le carte, ma la vaga sensazione che sia una complicazione. Barbara Zilli, lei cosa dice? Sono d'accordo con lei. Allora abbiamo fatto un passo in avanti rispetto al governo nazionale per chiudere le province, che non erano enti che producevano sprechi, non erano enti che costavano l'ira di Dio, e lo sappiamo tutti. Oggi, sempre sulle colonne dei giornali, apprendiamo che ci saranno questi 17 nuovi ASO, con 17 nuovi organi, con competenze che dovranno essere in qualche modo gestite in questi ambiti e che potevano essere gestite in modo assolutamente coerente con il principio del rispetto della spesa dalle province, perché finora in Friuli è stato così. Forse una rivisitazione c'era da fare, Trieste provincia non aveva senso.
però avremmo potuto discutere su questo. Invece un passo in avanti per dimostrare che il Friuli è il primo della classe con il governo Renzi l'abbiamo voluto fare, e oggi l'assessore Panontin ci porterà una riforma che secondo me, da quanto abbiamo preso sui giornali, sarà sicuramente frutto di complicazioni. È aperto ai contributi. Sì, però li daremo se vorranno ascoltarli la maggioranza, però il terreno non è fertile. Solo per ricordare che da 25 anni i comuni di questa regione danno i servizi sociali ai loro cittadini in forma associata. E che dal 2006, quando Franco Jacopo ha fatto una legge, hanno cominciato a parlare assieme, perché capiscono che la frammentarietà, i comuni da soli, gli stessi sindaci sanno che da soli 1000 abitanti, 1500, 2000 non ce la fanno. Allora l'idea che è questa, la regione e i comuni, prima erano 3 pilastri, adesso sono 2, ai comuni si chiede, non puoi stare 1000 abitanti, 1500, 2000, ma siccome hai già una consolidata esperienza su certi territori, sedimentata, in cui avete lavorato assieme, fate alcune cose di più assieme. La programmazione, alcune questioni di programmazione, non potete farla più, io faccio sempre questo esempio, l'IKEA o il centro commerciale, che viene deciso da un comune di 1000 abitanti da solo, ma che poi pesa sugli altri 10 comuni attorno, non va bene. Quelle cose lì le devi decidere in un ambito un po' più grande. Questa riforma che stiamo cercando di fare... Regionale. Come? No, perché i piani regolatori da sempre sono comunali, lei sa che sono comunali. Allora, noi chiediamo che i comuni in certi ambiti, che non sono delle piccole province, cosa che hanno già fatto, continuino a fare quello che stanno facendo da 25 anni e magari lo facciano anche un po' meglio. Sentiamo Renzo Tondo. No, io vedo un dato su cui voglio riflettere ancora un attimo, aspettando le carte. Io, anche con la mia esperienza che ho avuto di sindaco, di assessore dalla sanità e non solo, e anche di presidente, ritengo che il dato province abbia generato, al di là del tema istituzionale, un problema di competizione territoriale negativo. Cioè Trieste la Puibez, Udine la Manculbez, Pordenone, tutta la competizione delle un peso pesato, chi aveva di più e chi aveva di meno. Secondo me disarticolare questo può essere un dato positivo, cioè aggregare per territori omogenei, perché altrimenti noi continuiamo a dire che c'è quella provincia che è un po' troppo, quella provincia che è un po' meno. Ecco, io credo che se su questo riusciamo a creare un clima per cui ragioniamo per ambiti coerenti, ecco, io credo che possa essere positivo. Dopodiché non so questa riforma, l'aspetto, però secondo me se superiamo una realtà in cui noi avevamo, parliamoci chiaro, una provincia, e lo dico anche con un po' di mea culpa, sia chiaro, abbiamo una provincia come Trieste che non era una provincia, perché c'è Trieste, città, metropoli, con un po' di calcio sloveno. C'è la provincia di Gorizia, che è la più piccola, 130.000 abitanti, che però è divisa con la destra e la sinistra Isonzo. C'è la provincia di Udine, che vuole essere giustamente il Friuli, ma è più piccola del Friuli, perché il Friuli è un pezzo della provincia di Gorizia, è un pezzo della provincia di Pordenone. C'è la provincia di Pordenone che è mezza friulana e mezza veneta. Noi avevamo un sistema articolato storicamente che però non rispondeva più alle esigenze del territorio. Se questa riforma va nella direzione di superare questa cosa, io credo che potrò essere anche lucidamente favorevole. Benigno. Sentiamo un paio di telefonate. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Pronto? Sì, pronto. Buonasera. Può abbassare il volume della televisione? Sì, scusi. No, chiamavo perché ho letto ieri. Scusi, deve abbassare un po' di più. No, mi scusi un momentino. Ho letto ieri con estremo dispiacere, mi ascolta? Sì. Sente? Con estremo dispiacere che buttiamo via, stiamo a parlare di minoranze, parliamo di sanità e buttiamo via 1.800.000 euro all'anno per pagare non so, quelli che sono morti 30 anni fa. Non ho capito questa roba qua. La questione dei vitalizi. Sì, quelli dei vitalizi. Della pensione di reversibilità probabilmente. Il vecchio presidente, sa anche di chi mi riferisco, c'è gente miliardaria che prende 1.200 euro al mese, che dovrebbe darli in beneficenza, e lui sa di chi parlo attualmente, no? Possiamo fare tanti nomi comunque, no? Volevo dire solo quello, sono estremamente amareggiato questa cosa qua. 1.800.000, magari avremo 50 posti letto in più per la sanità, non lo so. Questa è la mia impressione. Capito. Volete commentare questa cosa perché
sì, aveva tratti di delicatezza. Abolito completamente Abbiamo il vitalizio. abrogato l'istituto tutto il Consiglio unanime dal luglio dello scorso anno. Quindi, dica al signore, Quindi non ci da sarà adesso più. in poi ovviamente non c'è più, dal 30 luglio dello scorso anno l'istituto per la legislatura è abrogato. Scusa, dove era scritta sta cosa? Sul messaggio. Sul Messaggero ha riportato i dati. Tanto per... No, ma non E solo, chi c'è, ha avuto il non solo non c'è titolo? più il vitalizio per gli eredi, non c'è proprio più il Non vitalizio. c'è più vitalizio per per i nessuno. consiglieri. Sì. Guardi, sul Messaggero di ieri è prima No, pagina. no, questi sono quelli Sono i vecchi, vecchi. che ovviamente Era No, un perché c'è gente che è morta a 30 era anni un fa, giornale dopo vecchio. chiudere. diritto acquisito. Era un giornale vecchio. Grazie della telefonata. Ce n'è un'altra? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Niente, io ho visto che vi siete spostati come tema, io volevo rimanere sul discorso di specialità della regione. Io sono nato a Cefalù, vivo a Udine da quasi 25 anni e la mia esperienza di ragazzo era di indipendentista. Diciamo che le regioni a statuto speciale sono nate per una specificità delle regioni che non c'entra niente da confondere con la riforma del titolo quinto. Se poi chi ha praticamente partecipato alla spartizione di queste cose non hanno colpa i nostri padri costituenti che hanno istituito queste regioni, perché c'era uno spirito diverso. Vi faccio un esempio, per esempio, nello statuto siciliano per esempio non esistono le province, sono state fatte nel 75 istituite come province regionali, quindi il Non so se si consorzio- chiamano ASO anche loro, ma Province regionali qualcosa sono del oltre È la genere. stessa cosa. dovevano loro esistere, in effetti non hanno questa idea i consorzi di comuni, quelle esatto. che bisognerebbe fare adesso. Come Va bene. adesso ora dare ragione al Presidente che Trieste non capisco perché ha Va la bene, provincia, va bene. perché non ha provincia. Ho capito. Ecco, Senta, l'ultima cosa che posso parlare, cioè adesso sicuramente siamo in un'altra era e sicuramente va da riformare quello che le regioni devono fare, dando delle direttive nazionali e che comunque fare, come io faccio l'esempio sempre del dottore di famiglia. Secondo me la regione deve fare il dottore di famiglia, ma le priorità, quelle generali, bisogna darle lo Stato. purtroppo a Roma. Va bene. Purtroppo a Senta, lei l'indipendentista lo faceva in Sicilia o in Friuli? E in Sicilia e in Friuli comunque Sa perché? Perché è uscito recentemente un libro che ha un titolo fantastico di Pietrangelo Buttafuoco che si chiama Buttanissima Sicilia, si chiama, dove invoca un commissario per la regione. Quindi credo che lui ce l'ha con Crosetta ce l'ha con Crosetta, ce l'ha con la Sicilia, con la regione Sicilia ce l'ha. Non c'entra niente lo statuto siciliano, cioè Ce l'ha con la Crosetta è regione uno che Sicilia non che lo- permette non alcune lo cose. Va applica. bene. Grazie della Grazie, buona telefonata. serata. Siamo in chiusura perché ho catturato Renzo Tondo e l'ho fatto prigioniero. Ci sarebbe da tutta colpa discutere sulla visione anche per esempio su riforme di cui si parla soltanto qualche volta, per esempio il piano energetico regionale. Credo che qualcosa bisogna fare perché, come dice, sarà una competenza nazionale, sarà una questione forse troppo grande per noi, ma ci sono tante situazioni sull'energia che vanno regolamentate, ci sono tante cosette che potrebbero far parte di questa visione della regione. L'ultima parola ce l'ha Jacob per ovvi motivi. Perché questa Perché trasmissione è ovviamente il più alto avviene in grado. ieri abbiamo avuto il Presidente della Repubblica, Quindi che lei credo è unto che ha ovviamente riconosciuto uno dei tratti da cui si parte e ha origine la specialità, la famosa questione del confine orientale. Diceva Cristiano, dicevano diversi, è un elemento dal quale ovviamente la storia e l'identità di queste terre insomma, non possono prescindere, però siamo sempre al punto, la specialità di questa regione esiste per delle ragioni intrinseche, l'ha detto il Presidente della Corte Costituzionale nel suo intervento, nella sua lectio magistralis in Consiglio, ha detto non è nella disponibilità della contingenza politica ma sta nella natura delle cose. È chiaro che oggi noi, attraverso dibattiti come questi, il confronto politico, la politica che riprende forza e capacità di proposta e di visione,
dobbiamo dare un significato nuovo, affrontando le sfide nuove, con la responsabilità appunto di una regione che ancora è in grado di mantenere la propria specialità, nonostante la riforma del titolo quinto. Qualche spunto l'abbiamo trovato, no? Credo anche per ipotecare un po' il futuro, come diceva Acquaviva. Grazie a tutti quanti, buonanotte. Grazie a voi.